Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi è un giorno che molti sentono, è un giorno dedicato all'amore, è San Valentino. Dunque faccio i miei auguri a tutti gli innamorati. Va da sé che gli auguri si estendono a tutti i giorni dell'anno, perché a mio avviso non è necessario un giorno in particolare per ricordarsi dell'amore, però dal momento che è così e che molti in questo giorno vengono, come dire, richiamati un po' a riflettere sulle relazioni e sul fatto magari di avere o meno qualcuno accanto, di avere la persona giusta, di non averla, sentirsi completi anche da soli. Insomma, è un momento di bilanci, vuoi o non vuoi, che comunque sono stimolati appunto dal fatto che se ne fa un gran parlare. Detto questo, oggi vi parlo di un piccolo rituale da fare proprio per proteggere, diciamo così, la vostra unione. Dal momento che ieri ho introdotto l'argomento delle candele in modo più approfondito rispetto a quanto accennato in altri video, oggi appunto faremo un piccolo rituale basandoci sulle candele appunto. Ne farò uno per quelli che hanno già una relazione e vogliono tutelarla e un altro per coloro che invece sono soli e vogliono aprirsi a questa possibilità di appunto attirare su di sé questa esperienza, ma anche la serenità in generale. Allora, ieri spiegavo che le candele, ne ho prese 3, facciamo una bella magia all'italiana. Ieri spiegavo appunto che le candele sono molto importanti perché rappresentano l'elemento fuoco, si impregnano dunque dell'intento e possono anche diventare raffigurazione della persona, poiché attraverso l'uso delle incisioni, perciò andando a scrivere il nome, magari correlandolo con delle simbologie specifiche per l'intento desiderato, la candela può diventare, sostituirsi proprio al soggetto da trattare. Dal momento che è un rituale che faremo con il nostro partner, useremo dunque più candele, perché una raffigurerà noi, una raffigurerà il partner e una sarà dedicata alla motivazione per cui andiamo a fare questo rituale. In questo caso diciamo che vogliamo innescare un po' di passione e dunque utilizzeremo come diciamo candela vettore, candela principale, quella che raffigura appunto l'intento per cui andiamo a fare il nostro rituale. Nel momento in cui invece volete invece che stimolare la passione, stimolare il grande amore e tutelarlo, invece della candela rossa potremmo usarne una rosa. Ovviamente, come spiegavo ieri, le candele vanno precedentemente trattate con un circuito smagnetizzatore proprio per rimuovere gli influssi che possono aver accumulato nel tempo fino a prima di giungere a casa vostra. Dopo averla smagnetizzata per qualche ora sul circuito apposito, faremo l'incisione e l'unzione. Dunque, in che modo procediamo con la scelta della candela? Dal momento che, come ho detto, ogni candela può rappresentare una persona e diventare un testimone della persona, noi dovremmo trovarne una che si avvicini quanto più possibile per qualità vibratorie a quella persona. Dunque, come ce la sbrighiamo questa scelta? Come ci orientiamo? L'astrologia ci viene in soccorso, perché ogni persona, noi sappiamo, corrisponde al suo segno zodiacale dal momento che nasce in un determinato periodo. Dunque, sapendo la data, come chiaramente sappiamo la data del nostro partner,
sappiamo anche qual è il suo segno zodiacale e dunque ci orienteremo molto semplicemente, molto facilmente con l'aiuto appunto dei colori. Un partner acquario corrisponde al bianco, un partner del toro al verde. Dunque, se i due partner sono acquario e toro, useremo appunto queste due candele. E sempre, abbiamo detto, la candela vettore, la candela che è quella che, come dice come si può chiamare, il direttore d'orchestra, no? Che coordina l'energia in gioco, è quella appunto che corrisponde invece all'intento. Come ho detto prima, se vogliamo stimolare la passione il rosso, il grande amore il verde. Scusatemi, il rosa, il grande amore il rosa. Dunque, a questo punto, una volta che abbiamo identificato le candele, forse è giusto che io vi dica anche un po' anche gli altri colori di riferimento, altrimenti dovete sperare di essere acquario e toro. Non è detto che sia così. Dunque, sommariamente i colori attribuiti ai segni zodiacali sono il rosso per l'Ariete, perciò anche se corrisponde al nostro intento doveste essere dell'Ariete o il vostro partner dell'Ariete, usate un'altra candela rossa. Per il toro verde, come abbiamo detto, il gemelli è colore giallo, il cancro argento, il leone oro, perché vorrei ricordarvi che cancro e leone corrispondono a luna e sole, dunque non ci si sbaglia utilizzando questo colore. La Vergine è sui toni caldi del marrone, dopodiché abbiamo bilancia che è rosa oppure blu pavone, ma rosa andrà benissimo, forse anche più semplice da trovare, comunque fate voi tra questi due colori. Lo scorpione nero, ma anche dal momento che appartiene al dominio di Marte rosso ma scuro, deve essere scuro, altrimenti l'altro rosso, sempre Marte, è Ariete. Successivamente allo Scorpione abbiamo Sagittario che va sul blu scuro, proprio perché Giove ha la sfera del blu, no? I toni del blu, e il Sagittario blu scuro. Capricorno siamo sul marrone scuro, Acquario bianco e Pesci verde mare oppure in alternativa ciclamino. Detto questo, vi ho fatto la carrellata dei colori che era importante appunto perché possiate scegliere quello più opportuno. Procediamo con l'incidere il nome, il nostro nome sulle varie candele, il nome della persona con cui siamo in coppia. Finito questo c'è l'importantissima fase dell'unzione, non sto a ripeterla perché altrimenti diventa un video biblico lunghissimo. Vi invito invece a guardare il filmato di ieri, La magia astrale delle candele, così che non mi ripeto. È importante però, lo dico anche adesso, mi raccomando, quando procedete all'unzione, all'incisione delle candele dovete proprio focalizzarvi sul vostro intento. Mentre personalizzate la candela, ricordatevi che è come se la battezzaste, perciò se per esempio voi siete dell'Acquario e questo è il vostro testimone, quando voi incidete il vostro nome dovete molto sentire che siete voi, cioè dovete proprio imprimere le vostre qualità, in un certo senso mantenere la concentrazione su voi stessi, così come quando opererete sul partner concentratevi su di lui, sulle cose, cioè pensate a lui o lei insomma, mentre incidete proprio richiamate alla mente il suo viso, le emozioni che vi porta, il suo modo di parlare, di porsi, cioè dategli più attributi possibili in modo che si vitalizzino. La stessa cosa faremo nel momento dell'unzione. Nel momento dell'unzione della candela, oltre a pensare intensamente alle persone coinvolte, dobbiamo pensare intensamente proprio a questo sentimento d'amore e di unione che vogliamo appunto tutelare e proteggere. Dopo aver fatto queste operazioni ci rivolgiamo a est, è importante l'est per me è di qua, ci rivolgiamo a est e poniamo al vertice di un triangolo, i cui lati sono uguali, perciò un triangolo equilatero, e poniamo al vertice la candela vettore.
sì, la metto qua, pazienza, l'orientamento tanto non le accendo, perciò è importante tanto per farvelo capire. Faremo così: la candela vettore in alto per prima, nel vertice alto. A circa 15 cm di distanza le une dalle altre, se volete fare i pignoli vi prendete un righello e ve li ponete, io ormai ho l'occhio, ve li ponete a 15 cm, questo è un po' più in là, ecco, a 15 cm le une dalle altre e in modo da formare appunto un triangolo equilatero. A questo punto, prima di accendere le candele, dobbiamo concentrarci ancora sull'intento della nostra operazione e chiamare mentalmente in soccorso l'Arcangelo Michele. È molto semplice. Perché l'Arcangelo Michele? Perché è l'Arcangelo solare, è connesso al fuoco per eccellenza, proprio perché il Sole è il fuoco, né più né meno. Dunque, oltre che fuoco, è dominatore della luce astrale, insieme ad altri arcangeli. Ovviamente qua si entra comunque in una tematica molto importante, molto approfondita, ma ci basterà queste poche informazioni. Dunque, mentalmente chiameremo l'Arcangelo Michele per chiedergli appunto di tutelare il nostro operato e di dirigerlo, scusate, e di dirigerlo nel modo corretto verso i regni superiori. In un certo senso è giusto, quando ci avviciniamo in ambiti importanti, occulti, chiedere la collaborazione degli spiriti che sono appunto a tutela di questi ambiti. Dal momento che ci muoviamo nell'ambito dell'elemento fuoco, è giusto appunto coinvolgere e ringraziare, come se noi entrassimo in una proprietà privata senza ringraziare il proprietario di questa, anche se tutto appartiene a Dio. Ovviamente l'Arcangelo Michael, chi è come Dio, va chiamato in causa, ma non perché sia un'entità separata da Dio, ma perché è un'emanazione divina. Dunque noi stiamo entrando in questo settore e chiediamo appunto la sua autorizzazione. Questo è chiaro, è un passaggio importante per i non addetti ai lavori. Gli addetti ai lavori già sanno come muoversi, però per chi volesse farlo è giusto che si muova con le giuste accortezze, con il rispetto che si deve a queste cose. Dunque, una volta che chiamiamo l'Arcangelo Michele e gli chiediamo appunto a parole nostre, comunque il concetto è quello che vi ho espresso, appunto gli chiediamo di vegliare sul nostro lavoro, sul nostro operato e di condurlo agli esiti favorevoli che desideriamo appunto realizzare con la nostra opera. In un certo senso gli chiediamo la sua benedizione. Ma non basta, perché l'Arcangelo Michele veglia sulle sfere alte vibratorie dell'elemento fuoco e dunque è vero che interpelliamo lui, ma dobbiamo interpellare un po' la controparte che gli, come si dice, corrisponde e risponde all'Arcangelo Michele, che è il re del fuoco, che si chiama Din, è delle sfere astrali basse, ma giustamente non vogliamo avere problemi nemmeno con lui. Dunque lo chiamiamo in causa e se riusciamo cerchiamo anche di visualizzarlo un po' nella nostra mente. Cioè l'Arcangelo Michele, nel momento in cui lo chiamiamo, gli daremo una forma, diciamo che umanamente lo immaginiamo come quel guerriero con l'armatura, no? Con la spada e con lo scudo, cioè più o meno lo immaginiamo così generalmente l'Arcangelo Michele. Possibilmente gli diamo appunto un aspetto molto forte di quello che è lo sguardo di un guerriero fiero. Ricordiamoci che appartiene alla sfera solare e nella sfera solare gli spiriti solari sono estremamente orgogliosi, dunque immaginatevi appunto uno sguardo fiero, immaginatevi una possenza e veramente un qualcosa da fare tremare, perché l'Arcangelo Michele, l'arcangelo terribile, è quello che appunto sconfigge il dragone. Allora, ricapitolando, Arcangelo Michele e poi Din.
Din emerge dal sottosuolo, è come un mostro di fuoco, gigantesco, di cui non distinguiamo i tratti, ma perché è avvolto da queste lingue di fuoco e anche a lui appunto diciamo che dal momento che risponde al suo governatore Michele, ci aspettiamo appunto che anche lui ci aiuti a propiziare il nostro rituale. A questo punto li congediamo ringraziandoli e possiamo accendere le nostre candele. Partiremo sempre dalla prima, cioè la candela vettore, e poi ci muoveremo in senso orario. Dunque, ci rivolgiamo a est, facciamo tutti questi passaggi, tac, 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 in senso orario, li accendiamo. A questo punto, ovviamente, ci concentriamo ancora. Quanto più riusciremo a visualizzare e a sentire il nostro intento, dandolo per fatto, cioè non è un'ipotesi, noi vediamo proprio quella cosa, noi vediamo l'unione, noi vediamo l'accordo, l'armonia, l'amore, la passione, dobbiamo vedere, immaginare chiaramente, perché vedere è un seguire l'immaginazione è la prima cosa, sebbene venga svalutata, poi ne parlerò in un video importante. Dunque immaginiamo appunto di stare bene con il nostro partner che ci dica cose belle, che noi gli diciamo cose belle, che magari facciamo la cena, che facciamo anche l'amore, cioè immaginate tutto quanto più possibile per rendere realistica la vostra cosa. A questo punto è importante, perché è importantissimo capire che ci rivolgiamo ogni volta che noi facciamo un qualcosa, noi ci muoviamo in ambiti, come ho detto prima, nell'elemento fuoco, chiediamo l'autorizzazione a Michele, all'arcangelo Michele, perché sono entità, intelligenze che sono preposte proprio a determinati settori. Per quanto riguarda il settore legato ai sentimenti, l'arcangelo della sfera di Venere, perché è quella la sfera interessata nell'amore terreno, che è l'amore legato alla passione, legato all'aspetto più materiale, più proprio corrispondente allo stato vibratorio terreno, è Venere. Dunque dal momento che ci dobbiamo muovere in questo campo, noi chiamiamo in causa Anaele, che è l'arcangelo della sfera di Venere e preposto proprio all'amore. Dunque mentalmente chiederemo ad Anaele di prendere a cuore la nostra relazione e di fare sì che appunto ci possa essere sempre l'armonia, la passione, la complicità e tutte le cose appunto che auspicate nella vostra relazione. Nel momento in cui avrete finito di pensare queste cose, avvicinerete le due candele che corrispondono alla vostra coppia e lascerete che brucino insieme. Mentre le avvicinate dite proprio: io ora unisco queste due persone nell'amore. E capite, sono tutti gesti simbolici che poi però, dal momento che sono i testimoni magnetizzati, sono testimoni vibrazionali magnetizzati dalle vostre operazioni, questi sono quelle due persone coinvolte, dunque siete tu, voi, il vostro partner. A questo punto noi lasceremo che si brucino completamente. Arrivato alla fine, come ci comportiamo con i resti delle candele? Ne ho sentite di tutti i colori, non sto a sindacare. I resti delle candele vanno messe a terra, sottoterra. Non gettiamole nell'acqua, non gettiamole nell'immondizia, ma nella terra, perché i semi sbocciano solo nella terra. Ok, detto questo, c'è un altro rituale, come avevo promesso. Avevo detto che sarebbe diventata una roba biblica se non stringevo in qualche modo. Dunque, come promesso, facciamo anche un rituale per chi invece volesse attirare l'amore.
sono indecisa se spezzare il video in due o se proseguire, perché magari chi non è interessato alla prima fase vorrebbe saltare subito alla seconda. Magari nelle istruzioni scriverò che dal minuto 20 in poi. D'accordo, allora veniamo qui. Per propiziare l'apertura verso i sentimenti, l'apertura verso l'amore, abbiamo due possibilità. Usare una candela verde, perché siamo nella sfera di Venere e dunque anche tutto quello che può essere la prosperità, l'armonia, la serenità in genere è collegato, associato alla sfera di Venere. Dunque noi potremmo in un certo senso anche utilizzare soltanto una candela verde. Ma anche per quanto riguarda l'apertura verso le cose nuove che richiedono appunto un intervento, ma anche abbastanza rapido, potremmo usare una candela arancione in alternativa. L'arancione è collegato alla sfera di Mercurio e Mercurio diciamo è rapido nelle cose, ma soprattutto apre perché ci permette di arrivare mentalmente a dei concetti, a imparare, ad apprendere, perciò è un modo per aprire delle porte dentro di noi, ma a vostra discrezione vanno bene entrambe. Sulla candela a questo punto metteremo sempre il nostro nome perché la stiamo personalizzando, la ungiamo come già detto e ovviamente per attirare procederemo dall'alto verso il centro, dal basso verso il centro e così via. Metteremo il nostro nome, la ungiamo e un bel simbolino di Venere che non guasta mai, magari anche più di uno, in modo che da ogni lato possa essere visto il simbolo in modo chiaro. A questo punto la accendiamo, anche qui non è sbagliato chiedere a Michele e a Zin di intervenire e di darci una mano. E poi ovviamente anche qui accendiamo poi la candela soltanto dopo e poi ci rivolgiamo ad Anaele, perché ci eravamo già rivolti ad Anaele e poi continuiamo a farlo. Per questo rituale vi occorre anche la lama del bagatto, che è una carta dei tarocchi. Perché il bagatto? A me piace spiegarvi le cose, mi piace che capiate quello che fate. Il bagatto è nella lama, negli arcani maggiori, è colui che lavora sugli elementi e dunque colui che sta imparando ad usare gli elementi e usando gli elementi impara il gioco della creazione. In alcune versioni dei tarocchi il bagatto è quasi un giocoliere per certi versi, non sembra nemmeno un lavoratore, però riflette benissimo l'aspetto, diciamo, del Joker, del Joker cosmico, dunque di colui che opera costantemente divertendosi operando. Dunque noi ci stiamo rivolgendo all'aspetto divino che può operare in noi appunto questa connessione con queste forze creatrici di cui abbiamo bisogno proprio per attirare una nuova creazione della nostra vita, cioè qualcosa che porti a noi appunto la persona giusta, ma anche, o comunque più giusta per noi in quel momento, ma anche appunto la serenità, il benessere collegato a questa nuova condizione che ci auspichiamo. Dunque metteremo la candela, la lama del bagatto subito sotto, in corrispondenza proprio della candela, e dopo esserci rivolti a Michele, aver acceso la candela, pensiamo intensamente a questa nuova apertura nella nostra vita, ci rivolgiamo ad Anaele. Dopo esserci rivolti ad Anaele, ripensiamo intensamente a questa apertura che ci auspichiamo nella vita e osservando la lama del bagatto ci rivolgiamo al Joker cosmico, al creatore cosmico e gli diciamo appunto a parole nostre che siamo pronti per una nuova parte, un nuovo aspetto della nostra vita che ci porti appunto un'apertura verso l'amore, ma anche verso il benessere e la serenità interiori.
riconoscendo appunto che il suo operato, l'operato di Dio, si muove proprio così, per il bene sempre superiore. A questo punto ringraziamo, è importante sempre ringraziare perché è una cosa fatta, dovete dare per assodato che quando ringraziate è perché è fatto, cioè quando ringraziate la mamma o quando ringraziate qualcuno lo ringraziate per una cosa fatta, dunque è fatto. Lasceremo consumare completamente la candela anche qui. Alla fine del rituale riporremo via la lama del bagatto e raccoglieremo il resto della nostra candela e lo andremo a interrare, non in un vaso, ma a terra proprio, ok? D'accordo, io per oggi mi sono dilungata oltre ogni misura a cui vi ho abituati. Vi ringrazio però, ci tenevo perché oggi è un bellissimo giorno per operare, se lo farete in un orario, diciamo, orario di Venere sarà meglio perché giustamente in questo modo ci mettiamo sulla scia appunto di queste intelligenze e di quelle vibrazioni. Anche se giovedì va benissimo, anzi Giove una grandissima apertura e un'espansione sempre molto positiva e benevola, perciò anche se oggi è San Valentino ed è di giovedì, possiamo operare lo stesso nella sfera di Venere e possiamo comunque per fare più presa, diciamo così, usare le ore di Venere. Se non sapete dove trovare le ore di Venere, comunque nel link di descrizione vi metto un sito dove andare appunto a vedere quali sono i momenti migliori. Vi ringrazio tantissimo per avermi ascoltato fino qui, vi auguro il meglio come sempre e vi auguro che siate felici sia che non siate in coppia sia che lo siate e se siete in coppia a volte avete più problemi di quelli che non ce l'hanno, ma mi auguro che appunto vada tutto bene e che riusciate appunto a trovare armonia, equilibrio, comprensione vicendevole e magari è anche questo che vi potete augurare durante il rituale. Vi ringrazio, vi rimando al prossimo appuntamento e vi abbraccio tutti. Tanti auguri a tutti. A presto dalla vostra Hildegard.